Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Questione mare sporco, dunque in primo piano l'impegno dei sindaci e il primo cittadino di Paola Perrotta dice: Paola paga colpe non sue, i problemi sono in altri comuni. Sentiamo. Non è un mare da bere, ma lo diventerà. L'augurio è questo. Ma per il momento bisogna accontentarsi. Del resto è un esercizio questo che i calabresi hanno imparato a fare da anni. Certo, ci sono tratti della costa tirrenica cosentina dove le criticità sono più visibili e inconfutabili, altre in cui va decisamente meglio. Il neoeletto sindaco di Paola, Roberto Perrotta, cittadina dove il problema c'è, esiste, non si nasconde, anzi inserisce il problema tra le priorità da risolvere. Sì, è un problema che purtroppo stiamo in qualche modo lo stiamo affrontando nella maniera migliore. Da qui a poco noi abbiamo, d'accordo con la ditta che gestisce, abbiamo messo delle telecamere all'entrata e all'uscita del depuratore, in modo tale che i cittadini possono vedere de viso quello che succede al nostro depuratore. Ma nel mentre assume l'impegno, lancia qualche frecciatina ai comuni limitrofi. I comuni vicini a Paola hanno dei problemi, ma del resto basta andare su internet, basta guardare, basta vedere determinate fotografie, determinati video per accorgersi di quello che succede. Quando un cittadino prende il treno e va verso nord e poi immediatamente fa una sorta di resoconto e dice che a partire da certi comuni si vedono delle scie che poi scendono verso sud, a un certo punto ci si accorge che ci sono problemi che devono essere risolti. Ma non le sembra quantomeno bizzarro che ci accorgiamo del problema male ogni anno nel mese di luglio? I problemi non si riusciranno mai a risolvere se si affrontano comune per comune. Ci vuole per forza di cose una regia più alta, qualcosa si è mosso perché poi bisogna essere onesti. La situazione non è più quella di un tempo, le cose stanno migliorando anche per quanto riguarda la pulizia delle spiagge, anche perché c'è stato l'intervento giusto e sacrosanto della Procura. In attesa che la situazione migliori, occorre però prendere atto di un fatto, che esiste un mare di serie A ed uno di serie B. C'è un mare di serie A e un mare di serie B, ma non per colpa dei comuni, o meglio, nel caso di Paola non è colpa del comune di Paola.